Risse e sporcizia, come documentano le immagini del dopo mezzanotte di ieri in Contrappescherie Vecchie, al centro dell'attenzione delle forze dell'ordine e dell'amministrazione per i recenti episodi di violenza. Un pizzaiolo pestato da due malintenzionati a fine lavoro, una bomba carta fatta esplodere sulla vetrina di un locale, le ultime di una serie di segnalazioni che i titolari dei locali sottopongono all'attenzione da maggio. Per martedì hanno ottenuto l'incontro con il sindaco Rucco, oggi una lettera aperta alle istituzioni. Noi continueremo a denunciare tutti questi fatti spiacevoli che continuano a succedere, con la speranza e la nostra rinnovata fiducia verso le istituzioni che prendano in mano la situazione e riportino gli equilibri che questa città, questo centro storico soprattutto, merita. Mercoledì scorso il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza e nella lettera si replica anche a questo proposito. Di prendere realmente con serietà la problematica che stiamo vivendo. E il signor prefetto giustamente dice che Pescherie Vecchie non è la città, non è Vicenza, giusto, però siamo convinti e le prove che abbiamo condiviso con le istituzioni da molto tempo lo possono confermare. Pescherie Vecchie è l'epicentro della problematica. Sul tavolo del dibattito la situazione dei controlli e la possibilità di estenderli in orario notturno. Come sindaco ho richiesto dei controlli rafforzati nelle ore notturne, ci siamo anche resi disponibili perché i vigili dopo una certa ora non svolgono il servizio riprendendono la mattina alle 7 di ricorrere alla vigilanza privata. Ci è stato negato perché la circolare e l'orientamento del Ministero dell'Interno impedisce questo tipo di interventi, allora è necessario comunque intervenire. Interverremo comunque con una serie di controlli per quanto possiamo con il supporto della polizia e dei carabinieri che si sono comunque impegnati a controllare in maniera specifica quella zona.